Ciao a tutte e a tutti, sono Marilu Mastrogiovanni, sono una giornalista italiana e fondatrice del Forum delle giornaliste del Mediterraneo che quest'anno è arrivato alla sua 10ª edizione. Ogni anno con il Forum da 10 anni organizziamo momenti di discussione sulla questione curda e la rivoluzione delle donne del Rojava. Sono assegnista di ricerca all'Università di Bari e la mia ricerca si focalizza proprio sulla pedagogia trasformativa della genealogia, andando alla ricerca anche di nuove forme di comunicazione innovativa attraverso gli ologrammi e l'intelligenza artificiale per superare i confini, ogni confine, per liberare i margini, per connettere persone, corpi anche virtuali attraverso nuovi strumenti di comunicazione. Io vorrei esprimere quello che penso riguardo alla proposta che ci arriva, la proposta di pace che ci arriva dalle donne della Siria e dalle donne del Congrastar. Credo che la proposta di pace di società democratica avanzata da Rebel Apo, Abdullah Öcalan è quanto di più visionario possiamo augurarci per le popolazioni della Siria. Il passo indietro fatto dal PKK, la scelta di disarmarsi, ci chiama oggi a nuove e più coraggiose prese di posizione. Le donne del Rojava, le donne del Consiglio della Siria, le donne della genealogia, le donne del Congrastar stanno costruendo spazi nuovi di resistenza che continuano ad essere invisibilizzati. I mass media mainstream del cosiddetto Occidente hanno il dovere di dare voce alla forma più radicale di non violenza che sta nascendo sotto i nostri occhi. L'esperienza democratica del Rojava può e deve essere un esempio non solo per il futuro della Siria, ma per ogni paese che voglia fondarsi su un reale multiculturalismo. La scelta del disarmo è una scelta radicale. È la rappresentazione plastica di quella che Öcalan definisce uccisione del maschio dominante. Rifiutare la violenza armata significa rifiutare ogni forma di violenza che si basa sulla cultura patriarcale. Chi è capace di fare lo stesso oggi? Quale paese cosiddetto civile è disposto ad uccidere il maschio dominante dentro di sé, a costo di rinunciare alle armi? L'Italia, l'Europa, è in grado di farlo? Il popolo curdo, le donne curde, sono in questo un faro, incarnano l'umanità e la libertà fatta sistema di autogoverno. La loro voce, la loro testimonianza, la loro pratica, la loro scienza deve essere raccolta, perché senza la liberazione delle donne una società veramente libera è impossibile. Gli attacchi terroristici subiti negli ultimi mesi dal popolo curdo della Siria sono inaccettabili. La rivoluzione delle donne del Rojava deve andare avanti, perché è una punta di diamante per la libertà di ogni essere vivente. Una libertà che sia reale, libertà da ogni tipo di oppressione. Le forze terroristiche e mercenarie oggi attive in Siria rischiano di compromettere i grandi traguardi raggiunti dal popolo curdo e dalle donne del Rojava nel loro percorso di autodeterminazione. Un percorso che deve essere preso da modello, ideale, da ogni cultura che si dichiari democratica. Perché non c'è democrazia senza la libertà individuale e collettiva di autodeterminarsi. E questo in molti paesi occidentali cosiddetti democratici non accade, non completamente, neanche in Italia. La pratica di indipendenza e autogoverno attuata nel nord-est della Siria e basata sulla liberazione delle donne diventi finalmente un modello da perseguire da parte di tutte noi e diventi un modello per la stabilizzazione pacifica della Siria e dell'Asia occidentale.